Attraverso una nota stampa il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo afferma come 2 giorni fa l'intervento del Ministero degli Interni, che ha stanziato la somma di 235.000 euro per l'acquisto delle auto distrutte e per l'avvio di percorsi terapeutici di sostegno psicologico rivolti ai sopravvissuti della tragedia di Ravanusa dello scorso 11 dicembre. D'Angelo continua dicendo come oggi la notizia che l'Italgas ha deciso di accollarsi gli oneri per la messa in sicurezza e per la rimozione delle macerie degli immobili coinvolti nell'esplosione del gas. Oggi è arrivata finalmente la formale autorizzazione del comune di Ravanusa che autorizza Italgas Reti SpA a procedere a proprie cure e spese alla messa in sicurezza dell'area compresa tra le vie della Pace, via Galileo Galilei, via delle Scuole, oggetto dell'esplosione dello scorso 11 dicembre 2021 in via Trilussa. Gli interventi, continua D'Angelo, riguarderanno la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti, la demolizione dei fabbricati, nonché la rimozione delle macerie prodotte che si produrranno durante le operazioni. Il tutto fa seguito a incontri sopralluoghi avvenuti tra il comune di Ravanusa, la società Italgas e i tecnici di Incico, società di ingegneria incaricata da Italgas di redigere un progetto di rimozione delle macerie e messa in sicurezza dell'area oggetto dello scoppio, presentato al comune lo scorso 3 giugno 2022. Le operazioni di sgombero, conclude il primo cittadino di Ravanusa Carmelo D'Angelo, prevedono 2 distinte fasi. Una prima di realizzazione dell'area di cantiere previa messa in sicurezza degli edifici pericolanti e una seconda fase di rimozione integrale delle macerie, partendo dalle operazioni preliminari già svolte nella prima fase.